Ci hanno contattato perché, poverini, se vedrete delle immagini, insomma hanno sfondato la vetrata, si vedono immagini di persone che a viso scoperto sfondano la vetrata e vanno a rubare il registratore di cassa. Eccolo in azione, il malvivente che usando un pesante mattone in cemento sfonda la vetrata della porta d'ingresso del ristorante cinese di Via Valeri, il nuovo Bronx di Padova in mano alla mafia nigeriana, come dimostra questo video. Sono le 10:30 di mattina e già sono 7 le persone ferme lungo la strada. Un continuo. La spaccata, caccia dei contanti del registratore di cassa, ma anche una violenta rissa in Via Valeri con un tossicodipendente picchiato da un gruppo di nigeriani, 8 persone almeno. Una strada piccola ed elegante fino a qualche tempo fa a Via Valeri, zona di uffici tra la stazione e il centro storico, intitolata al poeta Diego, fine francesista del Bo. A contattare il comitato Stanga, i commercianti asiatici della via e da chi per anni ha lottato in Vianelli, ecco le prime richieste. La prima cosa che pensiamo è quella che bisogna super illuminare quella zona e far passare continuamente le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che devono domandare poi i documenti a questi signori che sono là dalla mattina alla sera che non fanno nulla. Intanto, a poche centinaia di metri di distanza, nell'ansia del cavalcavia Borgomagno, la polizia locale ha sequestrato 11 dosi di eroina a un giovanissimo spacciatore tunisino di soli 17 anni.